La Nuorese chiude con una vittoria alla 22esima della stagione, un campionato che l'ha vista assoluta protagonista. Il 5-0 inflitto all'Usinese consente ai verdiazzurri di concludere il torneo senza sconfitte, un nuovo record che si aggiunge ai tanti conquistati in questa stagione. La gara con i sassaresi è stata senza storia, troppo ampio il divario tra le due formazioni. La Nuorese al primo attacco, al secondo minuto va in gol. Di Angelo scatta sulla fascia, entra in area e infila tanca in uscita. La conclusione diventa un passaggio per Falchi che non sbaglia. I verdiazzurri non si fermano e si rendono pericolosi al 12esimo, sempre con Falchi che non riesce a finalizzare un cross di Cocco. Gli ospiti si limitano ad agire in contropiede e limitare i danni. Al 14esimo però l'Usinese va vicino al gol con Tedde che con un tiro velenoso costringe i corsi alla deviazione in angolo. Dopo una fase di batti e ribatti a centrocampo, l'Usinese guadagna a campo e chiude il primo tempo in avanti. Nel finale c'è poco o nulla da segnalare. Nella ripresa la Nuorese parte con l'acceleratore premuto e al primo minuto sfiora il 2-0 con Nieddu, che non riesce a finalizzare da ottima posizione un cross di Falchi. Il numero 9 verdiazzurro sbaglia un gol fatto al quarto minuto. Servito in profondità, Falchi arriva al limite dell'area e calcia una palla che fa la barba al palo. Muzzoni ci prova al 10° su punizione, ma la palla passa alta sull'incrocio. L'Usinese risponde al 13° con Ansalvi, che in girata impegna Corsi. Al 26esimo la Nuorese raddoppia con Nieddu che dal vertice destro dell'area indirizza un fendente che si insacca all'incrocio. Palla al centro, la Nuorese segna il 3-0 con Piumeto che su assist di Di Angelo insacca a porta vuota. I verdiazzurri sono i padroni del campo, al 31esimo Cocco costringe Tanca alla parata in due tempi. Nel finale i padroni di casa trovano il 4-0 con Nieddu al 44esimo. A tempo scaduto l'arbitro concede un penalty alla Nuorese per un fallo del portiere su Di Angelo. Tanca viene espulso e in porta ci va Muroni. Dall'esecuzione si incarica Corsi che con un bolide insacca il gol del 5-0. Al termine della gara la Nuorese e i suoi tifosi sono ritrovati per una festa che ha chiuso degnamente questo splendido campionato.